Dopo 500 iscritti mi sono accorto che non ho mai caricato una mia, e dico di cucca vedete il culo, questo è tappetino cucca, decklist sul mio canale. Quindi oggi vi porto la decklist di mazzo più sopravvalutato, sottovalutato, cioè il mazzo più power del momento, che è Elemental Dragon. C'ho anche Spellbook se lo volete, poi mi dite cucca fammi la main deck di Spellbook, va bene. Gioco 3 dragoni grossi, fuoco, 3 piccini fuoco, sì, 2 piccini, 3 grossi terra, 2 piccini come sempre, 3 acqua, 2 piccini, 3 vento e 2 piccoli. E qui servono i dragoni. Poi gioco 3 Max C, Secret, 3 Veiler, di cui ne cerco uno Ultimate. Sai, il classico Max C, Mirror Match, Veiler, Spellbook, e poi vabbè. Doppio troll, perché non 3, non so perché 3, perché a me piace giocare Statech, il corvo rapido ti salva il culo infinite volte ed è troppo ganzo, mi è sempre piaciuto questo insetto stecco con 2 stecchi in mano, cioè è troppo figo. Poi passiamo a Spell, Card Destruction per scombare con le 3 Regio. Mi è capitato 4 volte oggi nei local di fare Card Destruction, Regio, GG, ho fatto una tripla Regio, ho finito turno, ero 18 carte in mano, contro Lightsworn ho finito prima il mazzo io. Poi Mono Spada, perché non 3? Perché non mi piace bandire i draghi senza poter riattivare l'effetto e non gioco Necrovolt, quindi sono inutili. Mono Spada mi torna molto utile anche quando sono in situazioni abbastanza strambe, mi rimangono pochi draghi, evoco drago di bimbo, attivo spada, mi ripiglio anche il bimbo, cioè per quanto possa essere utile, e mi pesco 2. Doppio sarcofago perché gioco molte tecciate, molte cazzate, quindi non ho spazio per il terzo. Poi Staples, Eevee, Book e Reborn, lo cerco super, anche Secret, ultra va bene. Book principalmente per bloccare Sperando o Ophion, Jogen, magari che non c'ha un bel Wisdom sotto. E poi doppio Rectort, perché odio che i mazzi mi stallano a bestia. Poi passiamo alla extra, un Armory, un Ancient Sacred Wyvern, un Black Rose Ghost, un Spadaccino Cremisi, un Third Archwind Dragon, che non ricordo il nome, uno Scrap, queste erano le sincre, un Gaios, che è da veramente tantissimo che non lo tiro, un Gaia, idem, doppio Big Eyes, triplo Sack e doppio 74. Volevo provare 2 Sack, però mi gira troppo bene in questo modo, quindi lo lascio in questo modo. Side deck, Mono Metaion, mi piace, è troppo sgrava. Fa implodere Spellbook già meno perché fatto su becca, però contro Evisworm è veramente grossissimo e è troppo divertente da tirare. Sohuyomi Mono, anche questa, perché questa veramente blocca Spellbook, gli setti, il suo cavolo di Jogen e parti di combo, fearless proprio. Obelisco, troppo ganzo a tirare, è una divinità, semplicemente ho messo per quello, è una figata. Poi contro Drago è veramente difficile a tirare giù perché non giochi nulla e passa sopra un 4000. Doppio Demona Vanità, ne cerco uno Ultimate, per bloccare Mirror Match, Mermaid e cazzate che evocano special. Poi doppio Lad, magari da non mettere i mazzi troppo trappolosi perché sennò ti becchi Chain, Bottomless Torrential al GG e va in culo. Però troppo sgravo, nega 4 poi evoca special. Triple MST, classica carta side dare contro side. Triplo Epidemic Eradicator Virus contro Spellbook principalmente, non c'è da... Lo usavo molto spesso in side contro antimeta, mi tornava molto utile. E poi odio le coperte, quindi 2 decreti reali. Bomba anche perché ti fa partire Breakthrough Skill, perché il decreto denuda le trappole sul terreno, queste partono al cimitero anche. Questa era la side, ma non abbiamo finito. Questi sono i miei 4 token. 3 americani, uno italiano, non so, fa schifo, di Gors, che uso per tutto. E i 4 token degli elementi. Li uso principalmente per calcolare quante volte hanno usato effetti di draghi in me, non li conto perché mi non provo un po' a strassare. Come fanno tutti, dai. Questo è il vento. Ora vi spiego. Questo è il token, fermo, girato al contrario. Attiva l'effetto del bimbo vento a sinistra, attiva l'effetto del grosso vento, lo giro a destra, attiva l'effetto di entrambi nel turno, lo giro sopra. Stesso per terra, fuoco e acqua. È molto comodo per turni in cui la partita può arrivare in turni che possono durare tipo circa 10 minuti, 5, in cui stai lì a pensare alle tue mosse, poi non ti ricordi. Ti fai sta cazzata. E poi sono carini anche a tirare come token. Se non c'è voglia, se è di for fun, Drago Sack token, spacco i tasci, no, Sasuke!
Questo era il mazzo Spellbook, buono. Questo era il mio mazzo drago. Spero vi sia piaciuto. Se volete metto la lista di questo mazzo scritta nelle informazioni del video, non potete copiarlo, usarlo spudoratamente come dei decker che non siete altro, visto che non avete voglia di inventarvi un mazzo. A parte inventarvi, questo mazzo è il più classico, sono 38 carti, ci hanno messo per forza all'incirca. Vabbè, vi ricordo di iscrivervi, di mettere mi piace se ci avete voglia e ci vediamo al prossimo video.